Adesso in questo momento siamo in un momento di passaggio non ancora chiarito, perché apparteniamo a tutto il cosiddetto terzo settore. Tutta la struttura AIS nazionale non è che marci con lo stesso passo. Ci sono regioni come il Veneto che a mio avviso sono all'avanguardia e pronte a indossare gli abiti nuovi senza nessuna fatica, altre che fanno fatica a trovare l'abito. Probabilmente ci vorrà un coordinamento di tutto il nazionale, di una realtà che è diversificata e che rischia di vedere collocazioni differenti. Si morde un po' il freno perché si vorrebbe un'azione nazionale come dire, più coordinante, ecco. Però insomma morderemo il freno, ma il risultato sappiamo che deve essere la massima efficienza nel rispetto del diritto dei soci a non essere ingannati sui numeri che sono la misura del quotidiano. Sì.